Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. È partita la nuova campagna di comunicazione per far conoscere le 32 case della comunità della Liguria. Il numero dei cittadini che si rivolgono a queste strutture è in continua crescita. Tra aprile e maggio sono stati oltre 31.000 gli accessi per prestazioni mediche o infermieristiche e più di 92.000 le prestazioni ambulatoriali erogate. Regione Liguria rafforza il proprio impegno a sostegno delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, destinando oltre 1,7 milioni di euro per gli interventi previsti dalla legge sul Dopo di Noi, per garantire continuità ai progetti individuali dedicati all'autonomia e all'inclusione. Dal 10 al 21 giugno la Liguria sarà protagonista a Parigi con Goûter la Ligurie, l'eleganza all'italienne, iniziativa dedicata alla promozione delle eccellenze regionali. Saranno 31 le imprese liguri coinvolte tra enogastronomia e moda per presentare progetti del territorio. Nuove opportunità per le start-up liguri. Regione ha approvato un bando attivo dal 20 al 31 luglio sul sistema bandi online di Filse per favorire l'espansione sui mercati con percorsi di formazione e nuovi servizi. La misura ha una dotazione economica di 300.000 euro. Dall'8 luglio al 13 agosto a Borgio Verezzi arriva il 60° Festival Teatrale. Il borgo si trasforma in una macchina del tempo per accompagnare il pubblico in un viaggio avventuroso tra luoghi, memorie e immaginari. In programma 23 serate vista mare. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.